mondiali del mondo. Senti. Italia 1. E poi fai parte di tutta la situazione, facciamo un po' di interviste. Tipo come? Tipo così. Ora un meno vai. Ora avremo, ne andiamo piedi piedi. Per ora faccio una ripresa panoramica. Magari possiamo prendere un argomento. Oh, che ti posso dire? Per te il mare cosa significa? Cos'è per te il mare? No, cos'è per te l'estate? Non c'è manca Danilo. Anzi no, un sogno erotico. Se hai mai fatto un sogno erotico? Mi raccomando, presenta ora la spiaggia e poi angotare sulle film, no? Noi maschi non interessa. Maschio non interessa. Bene. Solo fighe. Dove ci troviamo? Carmelo come? Carmelo. Bene Carmelo, andiamo in onda alle interviste? Siamo qua a Copaloca. Copaloca, sicuro? Copacabana. Vabbè, è lo stesso. L'importante è che c'è il mare. Il mare. Bene, dove vogliamo, proseguiamo diciamo con questi giovani che stanno mangiando? Andiamo a vedere cosa stanno mangiando, vai a intervistare. Cosa state mangiando? Cosa state mangiando? Videogolfo. Volevamo sapere cosa state mangiando. Cosa stai mangiando? Dai, rispondi, non ti fugare, rispondi. Con gas. Il microfono è spento, aspetta un attimo. In diretta all'inghiottimento del morso. Dai, cosa stai mangiando? Un po' di pazienza. Un po' di nocciola. Sei gelese o turista gelese? Cosa sei? Sei gelese? Di Vittoria. Ah, tutti di Vittoria? Tutti. Ah, videogolfo si prende a Vittoria? Sì. Ah signorina, si prende videogolfo a Vittoria? Non lo so. Come non lo so? Lei pure di Vittoria? Sì, pure. Tu pure di Vittoria sei? Sì, di Vittoria. Va bene, non ci vuole dire cosa sta mangiando. Noi passiamo dopo appena alla prossima vittima. Ciao ragazzi. Volevamo sapere se hai mai fatto sogni erotici. Sogni erotici. Qual è il tuo sogno erotico? Non hai mai fatto? No. Il bagnino, vediamo il bagnino. Vediamo se il bagnino ha mai fatto un sogno erotico. Siamo su videogolf. Cose troppo popolari. Hai mai fatto un sogno erotico? Guarda, purtroppo non mi posso distrarre perché sto svolgendo un servizio molto serio. È giusto questo. Perché lui pensa solo a salvare la gente. Mi fa una domanda e io le rispondo. Ora devo fare io una domanda. Prego. Una domanda. Ditemi, buongiorno. Aspetta che c'è il microfono spento. Accendi. Accendiamo. Ciao, dov'è? Pronto? Allora, volevamo sapere se hai mai fatto un sogno erotico. Sempre, ogni sera. Ogni sera, perfetto. Ci vuoi raccontare un episodio magari? Sono cose private queste cose. Avanti Davide. Sogno sempre che... Forza, facciamo i seri. Sogno sempre con lei. Con lei? Questa ragazza in primo piano? Questa ragazza qua. Il tuo nome? Al microfono che non Lucia. Lucia. Non è vero, si chiama Ersilia. Ersilia. Vabbè, comunque. Sì, sempre in giro, tipo, anzi come dissi Jessica. Tipo la sogno a me Janet, sai tipo. No, perché mi ispiravo Renzo. Ho capito. La sogno tipo con gli stivali, frustino. Quindi già una cosa sadomasochistico. Sì, una cosa di A sculacciare. te pure ti è capitato questo sogno? Sì, io sogno lui. Sempre con frustino? No, con la mutanda Con in pelle. C'è qualche cosa di particolare? No, tra di noi non c'è niente, solo Nutella, cose non è no, platonica, una cosa Stesso platonico. Nutella, mentale. cose, pane.